con dei ragazzi, un gruppo di ragazzi di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa, hanno percorso in lungo e in largo tutta l'Italia, tutta la nostra penisola su quello che è il Sentiero Italia. Sono una giovane coppia, Yuri Basilicò e Sara Furlanetto, cofondatori del progetto Va Sentiero. Benvenuti ragazzi, grazie, che bello vedervi. Vi abbiamo già visti qui a Gheo più di una volta per parlare del Sentiero Italia, di questo trekking lunghissimo che siete riusciti a compiere nonostante la pandemia in quanti anni? Nell'arco di ben 3 anni, dal 2019 al 2021. Infatti appunto il Sentiero Italia è questo trekking lunghissimo e bellissimo, sì, che attraversa tutte le catene montuose d'Italia, dalle Alpi agli Appennini, dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna, ed è un patrimonio davvero incredibile, certo, che diciamo è tornato a vivere in questi anni grazie anche al contributo del Club Alpino Italiano, che ha mosso la sua rete di centinaia di volontari su tutta Italia. Però fino a qualche anno fa ancora non si conosceva, per cui proprio da lì in noi è nata questa curiosità, questa voglia di metterci in gioco per scoprirlo, per documentarlo, raccontarlo. Sono 8.000 chilometri il Sentiero Italia. Circa 8.000 chilometri. Voi avete avuto proprio l'idea pazza, avete lasciato i vostri lavori, avete lavorato camminando, no? In smart working, avete abbracciato un progetto veramente bello e ambizioso e anche molto utile, no? Sì, diciamo che tutto è nato proprio, come diceva Sara, dallo stupore per il fatto che un simile tesoro fosse pressoché sconosciuto fino a pochi anni fa. E quindi è nata l'idea un po' pazza di mollare tutto, costruire un team e realizzare una spedizione con lo scopo di percorrere l'intero cammino, promuoverlo attraverso i social, i media partner e soprattutto documentarlo, quindi creare una guida permanente, gratuita, a disposizione di tutti, per far sì che chiunque voglia possa mettersi in cammino e esplorarne anche soltanto... E fare anche dei tratti, ovviamente. Poi ne è nato un documentario che si chiama Va Sentiero. Sì, diciamo sono nati diversi output. Abbiamo realizzato un documentario sull'esperienza, un libro fotografico con le fotografie di Sara, e poi una particolarità è che abbiamo deciso di rendere l'esperienza partecipativa. E quindi un po' come nel film Forrest Gump, se ricordi, quando Forrest attraversa l'America e la gente gli va appresso. Comincia a seguirlo, certo. Abbiamo invitato il pubblico a fare lo stesso, a unirsi alla spedizione e scoprire con noi questo incredibile percorso. E così è stato, per cui abbiamo avuto migliaia di persone che si sono aggregate tappa dopo tappa, chi andava, chi veniva, chi tornava. Ecco, la cosa bella è stata che anche grazie al CAI siete riusciti in alcuni tratti a far sistemare i sentieri, vero? Diciamo che il Club Alpino ha promosso un'opera di restauro gigantesca. Centinaia di sezioni hanno partecipato e sistemato il sentiero che chiaramente, essendo così lungo, richiede parecchio lavoro. Abbiamo spessissimo collaborato con le sezioni che ci hanno accolto, che ci hanno invitato, che ci hanno supportato. Allora, vediamo un po' le immagini, i racconti che ci avete portato. Sara, allora, partiamo, non so, dividiamo l'Italia nord, centro, sud, isole, vediamo un po' se c'è qualche immagine che racconta qualcosa di particolare, che immagino che potreste scrivere libri interi su quello che avete vissuto, sentito, ascoltato, capito da questa esperienza. Da dove iniziamo? Vediamo la regia cosa ci manda. Questo che cos'è? Iniziamo allora dalle Marche. Nel 2020, a fine estate 2020, siamo ripartiti per la seconda parte di spedizione e siamo partiti dalle zone del terremoto del 2016, quindi è stato un periodo estremamente importante perché con noi c'erano tante persone al seguito e quindi abbiamo colto forse più che in altri momenti l'importanza del cammino come strumento di conoscenza condivisa. Perché attraversare tutte queste zone terremotate che ancora fanno fatica a rialzarsi insieme a tanti giovani ci ha dato anche un po' la prova che quello che stavamo facendo aveva un reale impatto sul territorio. E un incontro particolarmente bello è stato quello con i gestori del rifugio Mezzi Litri, che sta ai piedi del Monte Vettore, e che con grandissima tenacia vogliono portare avanti questa attività facendone non soltanto una struttura ricettiva ma proprio un luogo catalizzatore di nuove energie, di persone. Esatto. Che bello. E invece del sud che cosa ci raccontate? Una zona che ci ha stregati è stata quella del Pollino.
un'area protetta molto grande a cavallo tra due regioni, tra la Basilicata e la Calabria. La cosa diciamo simpatica è che nel 2018, quindi prima di partire sul Sentiero Italia, avevamo realizzato una sorta di spedizione beta test in vista di quello che poi sarebbe stato il viaggio ufficiale, per appunto testare un po' l'organizzazione. L'abbiamo fatta, sì, un posto incredibile. E facciamo questo test proprio nel Pollino. E poi siamo tornati lì durante la spedizione sul Sentiero Italia l'anno scorso, nel 2021, e tornarci è stata un'emozione unica, un po' perché ci ha dato, diciamo, ci ha restituito tutta la strada che avevamo fatto. E poi, appunto, come terra è incredibile, ci sono questi alberi. Avete scoperto degli scrigni di biodiversità, di natura ancora intatta nel nostro paese, che è una ricchezza enorme, no? Sì, assolutamente. Nel Pollino in particolare c'è questo albero, sì, uno dei più belli che abbiamo incontrato, ne abbiamo visti parecchi, che è il pino loricato, che cresce soltanto nel Pollino e in una piccola zona dei Balcani. E ha questa corteccia che sembra proprio una corazza, infatti lorica in latino significava corazza. Sono, diciamo, dei monumenti viventi, toccarli è molto emozionante. È molto forte, sì. Senti, le immagini sono magnifiche. Di chi sono? Le fotografie sono tue, Sara? E sì. I droni, le riprese filmate? Sono di Andrea Buonopane, che fa parte del team Va Sentiero. Avete raccontato questo nostro paese in un modo incredibile. Grazie. Grazie. E qui invece dove siete? Che cos'è questo? Qui siamo alla Catasta, che è un punto informativo del Parco del Pollino, dalla forma, dall'architettura sicuramente particolare. Innovativa, direi, decisamente. Bellissima. E tra l'altro si pone anche qui come un luogo di innovazione nell'ambito della riattivazione culturale e turistica del parco, e l'hanno preso in gestione un gruppo di giovani volenterosi, quindi bisogna andarli a trovare. E come vi sentite adesso che l'avete concluso il vostro viaggio sul Sentiero Italia? Diciamo che soddisfatti assolutamente, e al contempo anche desiderosi di camminare fisicamente, metafisicamente ancora, altrove, insomma, di rimanere in viaggio, ecco, di rimanere attivi. Anche fare progetti magari più approfonditi, perché un conto è camminare per 8.000 chilometri, però su un territorio così vasto, perché ok, abbiamo camminato, però era pur sempre un cambiare luogo di giorno in giorno. Ora ci piacerebbe tornare nei territori e fare lavori più approfonditi, più specifici. Sì, in verticale in qualche maniera. Assolutamente, addentrarvi un po' in piccole realtà. E davvero avete fatto una guida voi di tutto questo vostro cammino, con i riferimenti, i luoghi dove dormire, le persone incontrate? Esatto. È online, si trova? Sì. Perché abbiamo costruito questa guida sul nostro sito vasentiero.org, ed è il frutto della documentazione che abbiamo portato avanti giorno per giorno in spedizione, perché ognuno di noi aveva un ruolo preciso. Sono taccuini di viaggio in fondo, no? Sì, è stato in qualche maniera un parto, per cui abbiamo raccolto e inserito tutte le informazioni tecniche, le tracce, le informazioni logistiche, poi tutti gli approfondimenti culturali, enogastronomici, tappa per quasi 400 tappe, per cui è stato davvero un lavoro gigantesco, che poi è stato anche tradotto in inglese per cercare il più possibile di dare concretezza, insomma, Che cos'è il viaggio, Sara, per te? Il viaggio è sicuramente una scoperta continua di se stessi, è un modo per sentirsi, per toccare con mano i propri limiti, le proprie potenzialità, e probabilmente anche un senso di libertà. E per te, Yuri? Per me innanzitutto è avventura, e quindi è la scoperta di qualcosa di cui non si ha ancora contezza, e in questo c'è il confronto appunto con i propri limiti, ma anche con le proprie risorse. Questa forse è l'avventura e il dono più grande che possiamo farci, no? Metterci alla prova. Fa parte della nostra natura, no? Andare sempre a cercare. E il prossimo progetto qual è? Diciamo che c'è tanta carne al fuoco. Sì. Da una parte vorremmo continuare nel lavoro di disseminazione di quanto abbiamo fatto sul Sentiero Italia, quindi vorremmo per esempio realizzare una mostra fotografica
grazie all'archivio fotografico che Sara ha raccolto. Vorremmo anche organizzare dei viaggi per le persone sui posti, sui luoghi che abbiamo scoperto sul campo, e quindi diciamo contribuire alla loro sostenibilità. E poi soprattutto vorremmo continuare a fare quello che meglio sappiamo fare, cioè creare spedizioni, come dicevamo, però su territori specifici, approfondirli, scoprirli, coinvolgere tanto il pubblico quanto le realtà locali, e anzi, diciamo, cogliamo l'occasione anche per invitare i territori a invitarci. Noi siamo, insomma, sempre alla ricerca di nuovi progetti, di nuove scoperte, per cui siamo ben felici di fare nuove collaborazioni. Che bello, che belle energie, che bei progetti, grazie, grazie e complimenti, grazie a Iuri Basilicò e a Sara Forlanetto, cofondatori del progetto Va Sentiero. E ora il nostro